E siamo così arrivati alla penultima corsa di questo convegno, è la terza giornata dell'ippodromo qua al Savio e andiamo a vedere questi 12 cavalli che poi rimangono 11 per il ritiro di Dominique AV. Quindi 1660 metri per Ellie Maidalvi con il numero 1 e Davide Cangiano, 2 Fairplay Fox con Roberto Faticoni, 3 Fever 3F Antonio Di Nardo, 4 Eiolo Vittorio Viti, 5 Delistici Bruno Scuopo, 6 Tyron Jenny Riccio, seconda fila per Entomo Jet Alessio Di Chiara, l'8 Blackfire Horse con Marco Stefani, il 9 Forgia dei 20 Cosimo Fiore, 10 Francisco Benal VP dell'Annunziata, ritirato il numero 11 e col 12 a chiudere la seconda fila, a completare l'ala dell'autostart, Donne Moi Glory con Manuel Pistore, particolarmente appoggiato il numero 6 di Tyron che parte dalla prima fila all'estremità di destra e andiamo a vedere adesso cosa succede perché la macchina si sta appropinquando a quello che è il momento della chiusura delle ali e quindi dello start definitivo per questo questa sesta corsa. Parte molto bene il numero 5 dell'ISTC ma è parata con il numero 3 da Fever 3F che prova a mantenere la corda e riesce a farlo anticipando Ellie Maidalvio che si mette dietro di lei, insiste però al suo esterno ancora dell'ISTC che riesce a ottenere la prima posizione, rimane a destra Tyron, 200 metri in 14,8, quindi piuttosto combattuti, ma Bruno Scuopo è riuscito ad arrivare davanti a tutti e prova a tenere un'andatura sufficiente per mettere in difficoltà Tyron che prova ad avanzare alla sua destra. Arriviamo ai 400 metri, Jenny Riccio non intende rimanere scoperto e quindi incomincia a mettere pressione ad Elise TC e passiamo a 29,5 primi 400 metri che comunque sono un'andatura che richiede un po' di fatica per i cavalli di questa categoria. Quindi arriviamo ora ai 600 metri e in 45 spaccati dell'ISTC è rimasta nella posizione che voleva occupare. A destra c'è Tyron, arriva fortissimo in terza ruota Donne Moi Glory, Manuel Pistone muove le acque e prova a cogliere i frutti di questa battaglia iniziale tra il numero 5 e il numero 6, 800 metri in 59,4, riesce questa operazione in contropiede di Manuel Pistone, Donne Moi Glory incomincia a prendere 1, 2, margine importante anche per questo momento di corsa, 13,7 il chilometro, Donne Moi Glory se ne va dalla compagnia, Bruno Scuopo e la sua Delistici cominciano a perdere un po' brillantezza e adesso Tyron riesce a scavalcare, riesce nell'intento e si mette all'inseguimento di Donne Moi Glory, arriva dal fondo del gruppo anche a tutto il resto dei concorrenti che provano ad avvicinarsi, ma in questo momento Donne Moi Glory deve solamente combattere. Numero 10 Francisco Benal quello che manca all'arrivo del palo, 200 metri e 28,6 gli ultimi 400, Donne Moi Glory prova a difendersi ma Tyron riesce a trovare ancora l'energia per riattaccarlo, il numero 9 dietro di loro Forza dei 20 e poi arriva fortissimo Ellie Maidalvio, ma è Tyron che se la merita tutta perché ha subito tutta la corsa una condizione di difficoltà perché ha sempre dovuto stare all'esterno del cavallo che era in testa ma alla fine è riuscito a portarsela a casa, quindi complimenti a Tyron con Jenny Riccio sia al training che alla guida per la proprietà del signor Nicola Carofano, questo maschio di 8 anni di una genealogia importante, figlio di Trixton, quindi vince il numero 6 al secondo posto. Lo guardiamo in slow motion, abbiamo il numero 12, poi direi il numero 1 e il numero 9, quindi andiamo a rivederlo ancora una volta, quindi vince Tyron, Donne Moi Glory è sicuramente al secondo posto, poi abbiamo Ellie Maidalvio che precede Forgia dei 20, il risultato finale di questa sesta corsa qui al Savio.